alle primarie si presenta anche Antonino Pipitone, ecco, su cosa punta? Beh, puntiamo a cambiare questa regione, a cambiare e migliorare la regione, a dare una grande opportunità ad una grandissima regione come il Veneto. Cominciamo dal tema della legalità. Se non c'è legalità e trasparenza, se su questo non si cambia verso, sarà difficile andare avanti. 20 anni di governo Lega, PDL, Zaia e Galan hanno creato una situazione assolutamente inaccettabile. Nessuna prospettiva di sviluppo per le aziende, crisi che morde dovunque come nelle altre parti se non peggio, famiglie sempre più in difficoltà. Su questo noi abbiamo delle proposte, riteniamo che sia appunto giunto il momento di dare una prospettiva diversa. Cambiamo, oggi lo possiamo fare. Ecco, prima ha detto anche aiuti a chi può crescere. Sì, una delle nostre proposte è quella di destinare importanti fondi di bilancio per lo sviluppo. La Regione Veneto può disporre oggi di un bilancio di 15 miliardi di euro, però di questi 15 miliardi che sono in gran parte vincolati per tutte le funzioni della Regione, in effetti solo 500 sono quelli che noi possiamo utilizzare come vogliamo. Allora noi abbiamo fatto due proposte. La prima proposta riguarda di destinare 100 milioni di euro di questi 500 per lo sviluppo, quindi per proposte di giovani e donne su sviluppo e imprese, quindi nuove imprese, impedire in questo modo che i nostri giovani vadano all'estero se hanno buone idee. Vogliamo finanziare le loro idee e quindi la crescita di questa regione. L'altra grande proposta riguarda 100 milioni di euro da destinare alle famiglie più deboli, a chi vive in maniera drammatica il disagio sociale. Possiamo dare a 30.000 famiglie, a più di 30.000 famiglie, 3.000 euro all'anno di reddito per 5 anni. Questo determinerebbe un aiuto non enorme ma sicuramente significativo per raggiungere fine mese, per avere un po' più di tranquillità economica. Non lo facciamo in cambio di niente, chiediamo che ci sia un ritorno in termini di aiuto per la comunità, un aiuto al comune piuttosto che alla scuola materna e così via. Quindi diamo qualcosa e pretendiamo qualcosa. Questi soldi si possono prendere in questo fondo di cui ho parlato prima, tagliando soprattutto tutti i contributi a pioggia che in maniera assurda questa regione ha dato in questi anni ad associazioni, a sagre, a contributi per la comunicazione, 700.000 euro per i veneti nel mondo. Noi vogliamo darli ai veneti nel Veneto perché quelli oggi ne hanno tanto bisogno.